Buongiorno a tutti ragazzi, come sempre scandalo su scandali stamattina girando sui siti web, un po' dappertutto, sui giornali, vado a vedere e trovo scandalo al Vaticano. Ma questi qua stavolta si sono ancora più superati. In effetti ragazzi, con i soldi delle elemosine hanno comprato un palazzo di lusso a Londra. Cioè ci rendiamo conto, cioè io poi dite, molti mi accusano che io ce l'ho con la Chiesa, ce l'ho con il Vaticano e dicono che io così, che io così, ma ragazzi, ma qua più avanti si va e peggio è. Cioè questi con i soldi delle elemosine, con i soldi delle, diciamo, delle persone che vanno lì a mettere i soldi nelle cassette dei poveri, questi vanno a comprare un palazzo di lusso a Londra. È uscito sul giornale, è uscito su internet, c'è un nuovo scandalo, c'è un'inchiesta giudiziaria giustamente in corso perché addirittura hanno detto che è giusto che il Vaticano investa il denaro in mattone. Sì, ho capito, ma investi i tuoi soldi, non i soldi delle elemosine in mattoni. Quindi, ancora una volta, ragazzi, come sempre, il Vaticano è sempre al centro dello scandalo. Quindi, o per una cosa o per un'altra, comunque, i soldi questi ne fanno che vogliono proprio loro. Cioè, quelle povere persone che sono andate a mettere i soldi nelle elemosine per i poveri, questi vanno a comprare un palazzo di lusso. Ma voi mi dite a me, no? Questo col palazzo di lusso, che cosa se ne devono fare? Cioè, ci rendiamo conto, ragazzi, che qua la situazione è davvero degenerata. Cioè, è ancora che noi andiamo nelle chiese, ancora, a portare i soldi a questi qua. Per parte mia il Vaticano potrebbe fallire tranquillamente perché io non entrerò mai in una chiesa, mai più andrò in Vaticano, non vedranno un centesimo da me. Io quando voglio parlare con Dio, con Gesù, non ho bisogno di questa istituzione né della Chiesa né del Vaticano. Quindi, come disse il Vangelo, quello lì apocrifo che è stato condannato dalla Chiesa, il regno di Dio è tutto intorno a te, non in templi di pietra o di legno. Spezza un pezzo di legno e io ci sarò, alza una pietra e mi troverai. Queste sono le vere parole del Gesù vivente che la Chiesa ha condannato come apocrifo. Quindi questa è la vostra Chiesa, una Chiesa che con i soldi delle elemosine compra un palazzo di lusso a Londra e adesso ci sono 5 dipendenti vaticani indagati. Monsignor Angelo Becciu, che è stato cardinale e prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Pensate un poco chi è che viene sotto, cioè, voglio dire, ragazzi, questo è proprio davvero essere toccato il fondo. A me non mi interessa se questo video verrà non monetizzato, non monetizzato, lo bloccano, non me lo fanno fare pubblicità. Non me ne importa proprio per lo sfizio però di dire questa notizia. Quindi sicuramente questo video mio sarà non sicuramente non è valido per le persone. Già lo so che questo video darà fastidio a questi qua, ma non me ne importa proprio. Il video lo pubblico perché la gente deve sapere. Quindi mi possono anche togliere che su questo video non ci sta pubblicità oppure non ci sta, però lo sfizio di rimanerlo io lo tengo. Quindi non mi importa se lo giudicheranno non idoneo alle norme, diciamo, di YouTube. Non fa niente, non lo voglio monetizzare, basta, lo metto così come gratis, non voglio nulla, neanche un centesimo, quindi non mi importa proprio. Però per lo sfizio di dire la mia. Ma nulla, avvocato, stavo girando sui giornali, sai, sempre in cerca di qualche notizia. Ciao Jasmine, qualche notizia sfiziosa, una, sa? Mi imbatto in un giornale online, scandalo in Vaticano. Ho detto che è successo stavolta? Vado a vedere e vengo a sapere addirittura, sì, sì, addirittura che con i soldi delle elemosine hanno comprato un palazzo di lusso a Londra. Quindi voglio dire io, ci rendiamo conto, questi con i soldi della povera gente comprano i palazzi di lusso
a Londra. Poi hanno detto, ma è giusto che il Vaticano compra in mattoni qualche indagato del Vaticano. Sono stati indagati 5 dipendenti vaticani e addirittura il cardinale e prefetto della congregazione delle cause dei santi. Cioè, questa è un'operazione proprio della Guardia di Finanza, cioè ci rendiamo conto, ragazzi. Cioè, qua è davvero un casino, cioè, ma voglio dire io, cioè, con tanti qua che ci stanno in giro, voi comprate palazzi di lusso. Ma appunto, avvocato, che devono fare con sto palazzo di lusso, voglio sapere, per sfizio proprio lo voglio sapere, cioè, che ci deve fare? Cioè, con tutti i problemi, la gente che muore di fame, le persone senza tetto in Italia, le persone senza tetto, ma ovunque, ragazzi, non mettiamo solo l'Italia in mezzo, in Africa, in Cile ci sta una guerra in corso che è un casino, e questi vanno a comprare un palazzo di lusso addirittura, che devono fare sto palazzo di lusso? Cioè, io non capisco, non è che io venga allora, finché avrei letto una notizia, il Vaticano manda 5 milioni di euro in Africa per ospedale, per fare strutture ospedaliere, per fare case per i poveri, ragazzi, alzo le mani e non dico né A né B. Qua si parla che hanno comprato un palazzo di lusso per farne che, cioè per far andare i preti o gli arcivescovi a viverci dentro, perché questo palazzo di lusso poi non so quante stanze sono, ma è uno schifo proprio, ragazzi, ma scusate l'espressione, ma è così. Cioè ci stanno 5 indagati, di cui uno addirittura, allora lo puoi trovare allora io l'ho trovato in Adige, l'Adice.it, vai a vedere sull'Adice.it. Comunque basta che scrivi il nuovo scandalo del Vaticano, con i soldi dell'elemosina comprano un palazzo a Londra, cioè no, è proprio uno schifo, ragazzi, come dico io. E questo è di ieri, martedì 29 10 2019, non è che è una data, cioè questo è davvero, non lo so, ragazzi, che dirvi, no? Io sto commentando questo, diciamo, questa cosa che ho letto sull'Adige.it di questo scandalo del Vaticano, ma è davvero da pazzi, cioè io devo leggere che questo addirittura sta scritto che l'investimento è regolare a norme di legge, e grazie che lo so che è normale che sia così, ti vorrei rispondere. Il problema non è questo che è regolare e ha registrato le norme di legge, il problema è perché lo Stato invece di aiutare la gente compra, cioè, i palazzi, cioè io non dico che, io non parlo a livello di investimenti, io non parlo a livello, lo so che è tutto regolare, hanno comprato giustamente è tutto legale, sì, ma il problema è un altro, ma perché invece di aiutare la gente questi comprano palazzi addirittura di lusso, cioè non è che hanno comprato un palazzo perché vogliono fare, che ne so, vogliono mettere la gente povera dentro, oppure ha comprato un palazzo per fare una struttura ospedaliera, un palazzo per la gente un po' in difficoltà, che ne so, un centro di accoglienza, ma qualsiasi cosa, ragazzi. Ma non un palazzo di lusso per farne che, voglio sapere che. Quello è un palazzo antico, ragazzi, un vecchio palazzo antico di Londra. Sapete quanto costa? Secondo noi non abbiamo neanche idea. Qua si parla, secondo me, come sta la situazione, che è stato pagato una barca di soldi. Perché a parte che è di lusso, ma è anche antico come struttura, quindi costerà una barca di... non è una casa, è un palazzo, ragazzi. Questi senza far nulla, nulla, ragazzi, questo l'hanno pagato minimo 10 milioni di euro, se non di più. Quindi, tanto per dirvi un prezzo così, ma ve l'ho detto proprio stracciato proprio. Quindi, pensate che... E adesso ci sono 5 indagati, perché forse questi soldi vogliono sapere da dove sono arrivati. Quindi, in effetti, loro hanno detto che questi soldi sono quelli delle offerte delle elemosine. Lo dicono pure. Cioè, è proprio è pazzesco. Cioè, ragazzi, giustamente,
I controlli dicono: sti soldi da dove sono usciti? Dove li avete presi? Dalle cassette delle elemosine. Salute, lo dite pure. Quindi in effetti l'investimento era regolare. Ma il problema a me non è questo, a me, perché io non faccio questa qua, è che qui, a parte tutti, 3 dei 5 dipendenti vaticani sono indagati e addirittura ci sta uno che sta nella congregazione della causa dei santi, ragazzi. Ma scherziamo? Sì, però MG, d'accordo, tutto quello che vuoi dire tu, però dico io, ma come si fa? Cioè, come si fa a fare una cosa così? Io non dico che questi sono impossessati, questi del diavolo e cose, io dico proprio che questi sono gente che non guarda in faccia a nessuno, io non do neanche la colpa al diavolo stesso, guarda, è proprio perché lì è tutto marcio, io non do la colpa a Satana, queste cose qua, no, è proprio che funziona così da sempre, quindi è sempre stato così, è marcia tutto. Come ho sempre detto io, che io sempre la gente dice, tu pensi Giuseppe, la Chiesa, io ho sempre condannata la Chiesa perché a finale è così, non è più la Chiesa di Dio, ragazzi, questa qua è una falsa Chiesa, diciamo, è così. Quindi non ci stanno santi, ragazzi, perché è una cosa così. Non ci stanno ragioni. Quindi hanno tolto a mille per mille. Io stavo girando così per fatti miei alla ricerca di una cosa, però leggere una cosa così ho detto no, devo dire la mia. Cioè non è che io ho detto quello che dice questo giornale, io ho detto io quello che penso. Cioè leggere queste cose a me proprio mi ha dato proprio fastidio. Quindi acquistare immobili a Londra di lusso e mi pare una cosa esagerata. Se avrei letto una bella notizia, io non leggo, non leggo mai una notizia dove io, che ne so, ho letto, che ne so, ho comprato, mandati 5, stanziati 5 milioni di euro per creare, che ne so, ospedali, case in Africa, in Italia, aiutare quelli bisognosi, quelli che hanno avuto in Umbria il terremoto. No, io invece queste notizie qua io non le leggo mai. Cioè il Vaticano non fa una mossa proprio, quindi ogni volta, l'ultima volta che è successo il terremoto in Umbria, che sono stati tutti quanti in mezzo alla strada, sono arrivati soldi da tutte le parti tranne che dal Vaticano. La gente faceva la colletta in TV e la gente dello Stato ha stanziato questi fondi. Quello ha fatto quello. Alla fine non si capisce proprio niente, ragazzi. Questi non cacciano un centesimo, manco, ma niente, zero. Quindi non è che io ce l'abbia con la Chiesa o col Vaticano, ragazzi, ma le prove sono proprio schiaccianti. Non è che io mi alzo una mattina e dico no, è così, no, non è che è così, ma è la realtà, ragazzi. Questi spendono tanto per comprare un palazzo di lusso, ma io vorrei dire a questo qua, ma tu con questo palazzo di lusso, che cosa ci devi fare? Cioè non è che hai comprato un ospedale per i bambini malati, che ne so, un ospedale per la gente anziana, una casa di riposo gratis per le persone in difficoltà economiche. Cioè io mi aspetto dalla Chiesa una cosa così più o meno. Che ne so, costruire. Sì, sì, AMG, tutto quello che vuoi tu a livello cattolico, sì, ma qua si parla proprio a livello che è tutto bel palese, quindi non possiamo AMG dare tutta la colpa al diavolo perché è l'uomo che sbaglia, sono le persone che sbagliano, non voglio dare la colpa a, diciamo, a Satana in persona, al diavolo stesso, è la persona proprio che sono tutti corrotti. Il problema è proprio questo qua, che la gente non sono persone come noi questi qua, quindi possono fare i peccati, sì, però non è che lì è uno solo, lì sono tanti, là sono tutti quanti che sono coinvolti, non è che
se hanno comprato questo palazzo non è che il Papa era d'accordo, il vice del Papa giustamente deve sapere questo, tutti quanti hanno contribuito a comprare questo palazzo, perché non credo che due o tre persone del Vaticano decidono domani mattina di comprare diciamo un albergo, che ne so, un palazzo, qualsiasi cosa, e poi nessuno sa nulla. Quindi penso che tutti quanti il Vaticano lo sappiano. Quindi non credo che pure Papa Francesco sappia che hanno comprato il palazzo a Londra, quindi non credo che il Papa sia all'oscuro di tutto. Non credo che un semplice operaio del Vaticano, un semplice prete, domani si alza e dice: "No, domani compro un palazzo a Londra perché mi va di fare un affare." Buongiorno Alessandro. Quindi sì, ma il diavolo ha tentato a tutti, non è che lì non è uno. Sì, però Jasmine, ma diciamo un palazzo di lusso, ma che cosa serve? A che cosa serve? Cioè, quello dico io, non può servire a nulla, cioè, a meno che non devono andare gli arcivescovi e i vescovi a viverci, allora è un altro discorso. Però il caso è davvero particolare, perciò ho detto qua più avanti vanno e peggio è. Quindi sicuramente mi diranno che questo video, ogni volta che faccio i video sulla chiesa o su qualche cosa di particolare, ogni volta mi dicono che il mio video non è idoneo. Guarda caso, quando parlo di loro, dell'elite mondiale, mi dicono sempre che il mio video non è idoneo agli inserzionisti, quindi no, nulla. La Chiesa stamattina ha comprato, anzi ieri ha comprato un palazzo a Londra antico con i soldi delle elemosine, quelle che mettiamo nelle cassettine, sa? Quelle che mettete, perché io non ce le metto, quindi io per parte mia, diciamo, non ci ho messo mai un euro e mai lo farò. Quindi personalmente con i miei soldi neanche 10 centesimi ci metto. Quindi diciamo che hanno eh sì, Alessandro, ma tu calcola che un palazzo antico a Londra, io credo, come ho fatto io, costerà più di 10 milioni di euro, tranquillamente. Ciao Letizia. Quindi penso che altro che elemosine lì, l'hanno prese tutte le cassettine delle chiese. Quindi credo che hanno fatto davvero pulizia generale delle cassette. Sì, sì, tutto ok. Beh, ragazzi, è davvero più avanti si va, come dico io, e peggioriamo la situazione qua. Qua invece di andare avanti andiamo indietro. Sai, uno si aspetta dalla chiesa, ha comprato che ne so, ma qualsiasi cosa, vuole costruire un ospedale per i bambini malati di tumore, oppure sta aiutando a pagare le chemioterapie alle persone che non hanno i soldi. Cioè, tu ti aspetti una notizia così dal Vaticano, ragazzi, hanno miliardi di euro, non uno, miliardi di miliardi di miliardi di euro, come l'ho sempre detto in tanti miei video, e che a fine loro potrebbero aiutare tutto il mondo. Calcolate, ragazzi, che la metà delle case, diciamo, del mattone, diciamo così, è dello Stato Vaticano, quindi è proprietario il Vaticano. Calcolate che il 60% dell'oro mondiale, cioè di tutto il mondo, non dell'Italia, ragazzi, è del Vaticano. Quindi calcolate che ricchezze hanno questi. Sarà una cosa che nessuno può fare, nessuno ce li ha. Cioè, guarda, Letizia, guarda, è una cosa pazzesca, cioè, al finale. Sì, ma è uscita sul giornale, guarda, uno scandalo, ancora indagati 3 dei 5, diciamo, del Vaticano, più uno addirittura, ragazzi, un cardinale che io vado a leggere
che è prefetto della congregazione della causa dei santi. Cioè, ma scherziamo, ragazzi, avete capito questo che chi è? Questo è quello che decide insieme al Papa, in effetti, di dichiarare una persona santa. Cioè, ma ci rendiamo conto, no? E ma divento santo pure io. Vabbè, Giuseppe già ci sta al finale. Che santo mi faccio fare? Tanto qua, come ho capito, pure per diventare santo si deve pagare. Oh no? Ma sì, è così, Jasmine. Tanto c'è corruzione ovunque, quindi pure questo cardinale prefetto della congregazione delle cause dei santi mi potrà fare pure a me santo, quindi... Ma dai, ragazzi, è ridicolo veramente. Io ho girato molti siti, diciamo, stranieri, perché sapete che io vado sui siti stranieri e in effetti alcune donne che dicono, ragazzi, io non posso mai dire che è vero o no. A te ti fanno pavo e vabbè, sì, sì, a parte i pedofili e tutto questo qui, però voglio dire io, quello che ho letto su internet, in effetti di alcune donne che dicevano che sono andate, come si dice, nell'inferno e hanno detto che hanno trovato tutti i papi nell'inferno, quindi in effetti solo un papa non è stato trovato nell'inferno, quello che è morto dopo 30 giorni. Quindi il Papa buono, in effetti, quello che è durato, diciamo, poco tempo, lì è durato mi pare 40 giorni nel Vaticano, poi una bella mattina, ciucciù, non ci stava più. Ragazzi, guardate, non ho più parole perché secondo me io le ho finite, io ogni volta che parlo della Chiesa vado proprio mi si alza la pressione proprio. Perché davvero tu ti aspetti che il Vaticano aiuti i poveri, aiuta le persone in difficoltà, e invece ragazzi questi proprio non se ne importano proprio. Cioè io quello che ho detto, l'ho detto secondo me centinaia di volte, sono stato ripetitivo, mi dispiace, però dico io no, la domenica, vedete in questa... sì, sì, ho capito, pure a me mi ha dato l'impressione, però non so se adesso, capì, mi sto mantenendo, non lo so, dopo domando, quindi non so se è il clone oppure no. Però mo vediamo dopo, quindi vado a vedere se era il clone, perché dopo se non trovo quei messaggi che io sto fotografando man mano, perché c'ho l'altro cellulare in mano, sto vedendo tutti i messaggi che stanno scorrendo, li sto fotografando, solo che non sentite lo scatto della foto perché l'ho messo silenzioso e quindi voglio vedere se dopo ritrovo tutti, diciamo, i messaggi questi qua in effetti, quindi voglio vedere se ritrovo questi messaggi qui, quindi dopo vado a vedere se è vero oppure no. Quindi diciamo ragazzi che io la penso così, tutti qua la domenica in questa piazza che vedete che ho messo come sfondo per fare il video, si riuniscono milioni di persone, il Papa dice la fame nel mondo, la fame è qui, la fame è lì, poi con tutti quei bei vestiti colorati rosa e nero si siedono a tavola dopo aver mangiato nel Vaticano e mangiano e bevono. Quindi diciamo che è un po' imbarazzante il fatto, quindi dopo aver parlato, no, veramente ti dico la verità, stanotte stavamo in questura un'altra volta, quindi abbiamo fatto un po' la notte lì, quindi diciamo siamo stati un po' in giro, quindi ancora che ha continuato a mandarmi messaggi pure stanotte, quindi sono andato direttamente dall'ispettore, gli ho dato il cellulare in mano, ho detto guardateli tu adesso. E l'ispettore fortunatamente mi sono ritrovato quando lei mandava i messaggi, l'ispettore aveva il mio cellulare in mano e quindi man mano lui registrava i messaggi che arrivavano col numero ben visibile suo, quindi in effetti no, stanotte però ho trovato proprio l'ispettore capo
e ho fatto parlare pure il fatto delle Iene e loro hanno promesso che risolvono il problema in 2 o 3 giorni, quindi o risolvono il problema come loro hanno mantenuto alle Iene, in effetti loro hanno detto che è inutile che vengano perché lo risolvono loro in 2 o 3 giorni, perché in effetti le Iene volevano venire, però l'ispettore gli ha parlato lui personalmente, ha detto che non c'è bisogno perché provvederanno in 2 o 3 giorni. In effetti stanotte stavano qui delle volanti, diciamo che stavano in giro, quindi penso che stavolta penso che l'hanno capito e quindi penso che si risolverà in 2 o 3 giorni. Poi a finale, in effetti l'avvocato già ieri è andato in tribunale, quindi già ha fatto ricorso contro il giudice e contro il PM perché devono muoversi, quindi diciamo adesso col verbale nuovo questo qua che stanotte abbiamo fatto, quindi diciamo che le cose si sono messe male già. In effetti ieri la volante mi ha chiamato per dire se stava bene, se stava no. Ha detto sì, sì, è tutto normale. Dice che sta qua, però non lo so. Io non so se è vero oppure no. Vabbè, ragazzi, io vi saluto. Voglio vedere che cucinare. Sì, sì, voleva cambiare tutto e al finale gli hanno fatto testa, come dico io. Ma era un papa scomodo, quindi era così, ragazzi. Vabbè, ragazzi, vi lascio, vado a vedere che cosa mangiare, quindi vediamo un po' che cosa cucinare. Voglio fare una cosa veloce veloce, quindi ci rivediamo, ragazzi. Ciao Alessandro, ciao Avvocatella, ciao MG. Sì, sì, controllo, controllo. Ciao ragazzi, a dopo.